Un giro velocissimo che inizierei anche in questo caso con Giulio Calvisi, chiedendogli: ma allora ci aspetta davvero un periodo ancora di più di lacrime e sangue per quanto riguarda i conti pubblici? Raccomando a tutti di contenersi se possibile in un minuto a testa. Faccio 3 sms. Primo sms che oggi abbiamo fatto una discussione sulla Sardegna, potevamo dire anche molte altre cose, però vorrei che noi rivolgessimo lo sguardo a quella che è anche la situazione del Paese. Quando tutti i giornali, tutta l'opinione pubblica si allarma per questa crescita del differenziale tra il rendimento dei titoli di Stato tedeschi decennali e quello italiano, non solo si fotografa una situazione che fa riferimento al fatto che gli italiani un domani dovranno pagare più interessi e quindi aumenteranno il loro debito pubblico, ma quella è la fotografia della probabilità di un paese di non riuscire ad onorare il proprio debito e quindi di andare in default, che letteralmente vuol dire fallimento. Cioè noi abbiamo una mole di debito talmente alta, debito che hanno sottoscritto attraverso i titoli banche straniere, stati stranieri, la BCE, cittadini italiani, imprese italiane, eccetera, e nel mercato finanziario da tempo sta aleggiando l'idea che l'Italia non riuscirà, stante il basso livello di crescita, perché il nostro prodotto interno lordo è di 1.500 miliardi a fronte di 1.900 miliardi di debito, a pagare questi debiti. E oggi il tema che abbiamo di fronte è che fra qualche mese l'Italia non riuscirà a pagare gli stipendi pubblici. Io cito un dato di agosto: ad agosto di quest'anno sono entrate nelle casse dello Stato 30 miliardi, noi abbiamo speso 25 miliardi. Nello scorso anno abbiamo speso 25 miliardi, ma nello stesso periodo sono entrati 40-45 miliardi. Questa è la situazione. E guardate, tutte le manovre che noi stiamo facendo stanno ripercorrendo il percorso della Grecia. Anche la Grecia ha aumentato l'IVA, anche la Grecia ha fatto tagli pesanti allo Stato sociale, anche la Grecia ha tagliato i costi della politica. Ci sono dei... Ieri ho fatto un'iniziativa con Antonello Solo a Nuoro e raccontava di questo suo amico greco che ha fatto le vacanze in Grecia, che era consigliere comunale di un comune importante, 15.000 abitanti, e si è ritrovato consigliere comunale di una serie di comuni oltre 15.000 abitanti, quindi era un pluriconsigliere comunale. Anche lì hanno tagliato i comuni, le province non ne parliamo, anche lì hanno ridotto il numero. Quindi noi siamo in questo crinale pericoloso. Secondo SMS, la Sardegna deve rivendicare, deve fare le sue battaglie per le risorse, dobbiamo essere uniti nel fare questa... Dobbiamo veramente fare una grossa battaglia, che è una battaglia di autogoverno, di autonomia, eccetera. Però la Sardegna deve essere rigorosa nella gestione dei conti pubblici, la Sardegna deve tagliare la spesa pubblica, la Sardegna deve essere un modello a livello nazionale. Non è pensabile che la spesa farmaceutica, per citare l'argomento, in Sardegna sia 210 euro per persona e in Trentino sia 120. Perché quando la Sardegna va a reclamare risorse gli dicono: scusa, ma perché la tua spesa pro capite farmaceutica è più alta di quasi 100 euro rispetto al Trentino? Questo è il punto fondamentale. E guardate, io lo so, quando noi andiamo in giro, le nostre 8 province, insomma, qualcuno ci dice: ma scusa, ma fate questa battaglia per le risorse, tagliate le province. Giulio, consorzi di bonifica, consorzi industriali, eccetera. L'ultimo SMS, sovranità. Vorrei fare un giorno un dibattito culturale. Attenzione, la sovranità per la Sardegna e per l'Italia la decide probabilmente un'Europa che si fa anche politica, e la decide fra un po' la Germania quando ci saranno le elezioni politiche, perché lì si deciderà il futuro. Quindi probabilmente in questa fase di grandi crisi noi dobbiamo chiedere la cittadinanza tedesca e rivendicare quella. Paolo Manichetta, in questo quadro il Consiglio regionale si appresta da qui a dicembre a fare un nuovo bilancio. Che cosa ci dobbiamo aspettare?
Io faccio... alla domanda rispondo, non lo so. Onestamente. Adesso il Presidente della Commissione che si ma bisogna essere onesti alla luce di ciò che ha scritto la Giunta nelle linee di programmazione. Se le entrate non comprendono, come non comprenderanno, gli 800 milioni, prima di tutto dobbiamo fare un'operazione verità, cioè dire li rivendichiamo ma non li iscriviamo perché altrimenti il bilancio è falsato. Tolti gli 800 milioni, eccoci qui, siamo di fronte a una Sardegna che è al crack, perché a detta della Giunta ha 5 miliardi e 900 milioni di spese fisse e entrate per 6 miliardi. Ma badate, se noi applicassimo già adesso la legge sulla rendere uniformi i bilanci pubblici e quindi ci mettessimo dentro consorzi di bonifica partecipati, saremmo chiaramente in crisi. Allora, primo punto, secondo me, lo dico al PD, noi dobbiamo riparlare di politiche sociali. Per riparlare di politiche sociali in Sardegna, perché altrimenti non si ragiona, per il grado di ostilità che la gente sta maturando verso le forze politiche, bisogna liberare 500-600 milioni e immetterle rapidamente su redditi, imprese e educazione. Per far questo dobbiamo tagliare dalla spesa corrente 200-250 milioni e altrettanto dalla sanità. Questa è la sfida di responsabilità che dovrebbe accettare un Consiglio regionale. Su questi temi spesso col PD non ci siamo trovati d'accordo, qualche volta ci siamo trovati d'accordo più di una volta con SEL, bisogna riparlarne rapidamente di politiche sociali. Politica, si è citato l'UDC, il PD deve ragionare molto su questo argomento, perché c'è tendenzialmente molto diffusa una sottovalutazione dell'abilità politica del Presidente della Regione. Il Presidente della Regione oggi non ha una posizione politica coincidente col PDL, ma se andiamo a vedere con quale partito va a coincidere è una posizione centrista. Pisano sta andando verso l'UDC, è fin troppo evidente questo, cioè da come sta parlando a livello nazionale. Le elezioni politiche saranno prima delle elezioni regionali, il PD inevitabilmente farà un'alleanza che andrà da sé l'Italia dei Valori all'UDC, al centrismo. Domanda, se questi sono i termini della questione, dentro il vantaggio competitivo che oggi l'UDC ha in Italia nel costruire l'alternativa a Berlusconi, si sta collocando anche il neocentrismo del Presidente della Regione. Allora, potete prendere in considerazione seriamente la nostra richiesta di costruire l'alternativa agli scenari nazionali italiani, facendo scenari nazionali sardi che non partano dal bipolarismo italiano? Lo riproponiamo. Ultima osservazione, 30 secondi, sulle politiche sociali. Le cose che ha detto oggi Marco andrebbero approfondite, perché noi non riusciamo più a fare welfare tutto sul sistema della fiscalità nazionale. Noi dobbiamo attivare anche risorse private, cioè dobbiamo fare una società più grande che si occupi reciprocamente. Domanda sulla scuola. La norma che consente, che dà, è corroborata dalla Corte Costituzionale, l'ingiustissima Corte Costituzionale, è stata corroborata, che dà il potere del dimensionamento alla Regione Sardegna, l'ho scritta io. L'ufficio scolastico regionale se ne impippa, poi si trova la Regione Toscana, diteglielo, che guida la conferenza Stato-Regioni, che ci propone uno schema di dimensionamento che ci ammazza. Noi di temi di questo tipo, di politiche sociali, che è l'argomento vero di questi mesi, se no le istituzioni verranno travolte, dobbiamo trovare un'altra sede in cui parlarne in maniera molto dettagliata. Io vorrei usare gli ultimi 2 SMS, sperando che davvero sia qualcosa di stringato, però per toccare un punto che alla festa del PD non possiamo non toccare, perlomeno da cronista non posso non porre, anche se in questi giorni magari se ne è parlato poco, però veniamo da un momento lacerante per molti versi per il PD, che ha riproposto contrapposizioni interne che abbiamo già visto in altri momenti.
Partirei da chiedere su questo un commento a Marco Espa, perché vedo che questa contrapposizione interna sta ripercorrendo il filo delle vecchie appartenenze dei partiti che hanno, e delle anime che hanno generato il PD. A un cattolico appunto come Marco Espa, che proviene dalla Margherita, anche se non è mai stato democristiano, come lui spesso ricorda, eccetera, chiedo, c'è davvero un rischio che quella linea di demarcazione diventi una frattura? Ma guarda, io spero proprio di no, perché io lo dico, è stata sicuramente un'operazione che non mi rende felice, cioè quello che è successo, ma io lo dico dando la responsabilità alla nostra intera classe dirigente del Partito Democratico. Non voglio quindi lanciare la croce contro nessuno. In questo momento io credo che le proposte che sono state fatte nella nostra ultima direzione potrebbero essere anche accettate. È stato detto che vediamo la questione, che parliamo e cerchiamo di trovare un accordo anche all'interno del partito per dare un senso migliore a una situazione che oggettivamente ha creato, anche io dico, molto disagio all'interno, perché è una cosa che ha sorpreso tanti, così come è successa. Allo stesso tempo io, per stare al nocciolo della questione, quindi riconoscendo che comunque tutti hanno sbagliato in questa operazione, io credo che questa questione delle vecchie appartenenze, io spero proprio che non sia così, ma tu hai detto bene, non è possibile che qualcuno possa pensare all'interno del Partito Democratico che quel famoso processo di mescolare culture diverse, provenienze diverse, tradizioni diverse per cercare un partito migliore, un grande partito di cui la sinistra ha bisogno, il centro-sinistra ha bisogno. Non è possibile pensare che si possa tornare a il PD, cioè che si possa tornare con la Margherita o con addirittura Partito Popolare Democratici, da cui io provengo, DS e qui e là, quella è una stagione morta. Quindi su questo io non credo che si ripeteranno questioni di questo tipo. Poi è chiaro che ci sono diversità, però a me piace pensare che anche, lo dico in positivo, ovviamente sapendo che è una fatica, perché dobbiamo tornare a parlare di cose concrete, dobbiamo continuare a parlare di cose concrete, bisogna accettare la sfida di aprire tavoli su cose concrete. Adesso si parlava di politiche sociali, per questo si parlava di conferenza programmatica del PD, cioè dove finalmente non parliamo più di assetti e non parliamo più di situazioni che riguardano l'assetto del partito, ma finalmente ci possiamo confrontare concretamente e fare una proposta alla Sardegna su cose concrete, su quello che noi vogliamo nel lavoro, in sanità, nel sociale, nei trasporti, nell'ambiente. Quello che veramente ci interessa, secondo me, è dare questo senso di novità. Basta parlare di assetti e continuiamo, ma in maniera assolutamente prevalente, a parlare di cose concrete. Sottopongo in chiusura lo stesso tema a Chico Pucci. Siamo ancora alle vecchie divisioni che nacquero nel momento del governo di centrosinistra della regione, e soprattutto come se ne esce? Ma io spero che le scopole, le elezioni siano un modo per imparare le cose. Noi siamo un partito che ha fatto parte di una coalizione nella scorsa legislatura che aveva un grande progetto di governo. L'abbiamo smarrito lungo strada, cominciando a competere per la leadership del partito e continuando a dividerci, a discutere come sarà il partito, e siamo arrivati a aver avuto la responsabilità di aver creato grandissime aspettative ma non averle mantenute, poi perché siamo andati incontro a una sconfitta elettorale. Io credo che dovremmo imparare quella lezione e dovremmo imparare a fare una cosa che si faceva un tempo, che era quella di litigare in privato e proporre in pubblico. Purtroppo la diretta, internet, i media ormai ci portano a fare tutto in pubblico. Io credo che dovremmo prendere quelle buone abitudini che ci sono anche nelle famiglie, eccetera. Si discute, si litiga, ma privatamente, ma in pubblico si propone. Io credo che l'Italia e la Sardegna abbiano bisogno di un PD che dia una speranza, un segno, una visione per il futuro. L'abbiamo fatto bene in questi giorni, in questa festa vuole dare il segnale di un PD che si candida a guidare la Sardegna e l'Italia, e lo vuole fare tutti insieme nell'interesse dei cittadini. Ringrazio la competenza dei relatori, la pazienza commovente di chi ha ascoltato. Buona serata a tutti.